Nuovo Testamento, come si è andato formando, chiaramente per riuscire a capire, a collocare nel giusto modo i vari libri, la formazione di questi libri, occorre fare riferimento alla storia, agli avvenimenti che in quel momento stavano avvenendo, stavano accadendo, così che si riesce a collocare, a capire di più il contesto, il contenuto, i motivi per cui quel testo, quel Vangelo, anche quelle lettere di San Paolo sono nate. Questa seconda parte partiamo proprio con i viaggi di San Paolo, che cercherò di, da una parte, di entrare nel dettaglio, perché sono una parte importante per capire e per comprendere le lettere che lui scrive, prima di tutto, ma l'ambiente di allora, del cristianesimo di allora, delle prime comunità cristiane. Ci fermeremo, ecco, con la morte dell'ultimo apostolo, quindi Giovanni, San Giovanni Evangelista, e copriamo il primo secolo, quindi i nostri incontri si concluderanno con la fine del primo secolo, che coincidono anche con la stesura dell'ultima opera del Nuovo Testamento, quella che è ritenuta l'ultima, la più, tra virgolette, recente, che è il libro dell'Apocalisse. Partiamo appunto con i viaggi di San Paolo, e vale la pena dire che il cristianesimo inizialmente si diffonde all'interno delle comunità ebraiche. All'inizio gli apostoli e i predicatori cristiani, i primi predicatori e gli apostoli cristiani, si rivolgono inizialmente solo ed esclusivamente agli ebrei. In questo senso facevano proprio anche le parole, sembrava il metodo di evangelizzazione di Gesù stesso. Se ricordate, in una certa circostanza, quando c'è la Cananea, che non appartiene al popolo di Israele, che gli si fa incontro dicendo c'ho la mia bambina malata, eccetera, 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 insiste, e gli apostoli dicono: ma rivolgile almeno la parola, prendila in considerazione, io non sono venuto che per le pecore disperse di Israele. E aggiunge: e non è bene dare il pane ai cagnolini. Però la risposta è: ma almeno le briciole non ho visto neanche in Israele tanta fede, e quindi Gesù, costretto dagli eventi, si rivolge, le degna l'attenzione. Ecco, Gesù si rivolgeva in modo privilegiato agli ebrei e poi, quando veniva tirato per la camicia, anche agli altri. Questa è la modalità, il metodo di evangelizzazione anche dei primissimi cristiani. Ogni città dell'impero romano aveva la sua comunità ebraica, che aveva incominciato ad essere dispersa rispetto alla Palestina nei secoli, i vari esili, le varie poi vie commerciali, e quindi ogni grande città, ma anche piccola città dell'impero romano, aveva la sua comunità ebraica presente. E quando gli apostoli cominciano a girare per i vari luoghi, si rivolgono inizialmente alle comunità ebraiche, e questo sarà la prima forma di diffusione dell'annuncio cristiano. Paolo avrà un ruolo importantissimo in questo senso, e proprio per questo motivo che farà un primo viaggio, partirà da Antiochia, e il primo viaggio ha una data ben precisa, anno più anno meno, dal 48, dura un anno, dal 48 al 49. Paolo e Barnaba li abbiamo lasciati che erano presenti ad Antiochia, una città importante, la capitale della Siria di allora, e c'era una grossa comunità cristiana con una particolarità. All'interno della comunità cristiana avevano incominciato ad esserci non soltanto
cristiani che venivano dal mondo ebraico, ma cristiani che venivano anche dal mondo pagano. Quindi c'era una cosa nuova che si era verificata ad Antiochia. Partono, si imbarcano al porto lì vicino, poi si avviano a Cipro, fanno sosta a Cipro predicano anche qui nelle sinagoghe, e con loro c'è anche, oltre a Barnaba, anche Giovanni Marco, che è l'evangelista. Marco segue Paolo, accompagna Paolo in parte dei suoi viaggi. Vedremo che a un certo punto hanno una discussione, non si capisce bene che cosa sia successo. A un certo punto Paolo non vuole più con sé Marco. Anche tra santi. A Perge, ecco, quando sbarcano, Giovanni Marco li lascia e torna a Gerusalemme. Poi si avviano verso il centro della penisola che oggi è Turchia, ma a quel tempo assolutamente no, ad Antiochia di Pisidia. Qualcuno mi aveva chiesto: ma come Antiochia uno, Antiochia l'altro? Ci sono due Antiochie diverse, la grande città da dove erano partiti, Antiochia di Siria, la capitale, e invece una cittadina più piccola nell'entroterra, dentro abbondantemente all'interno della penisola, come potremmo chiamarla, turca. Si fermano 2 settimane, anche qui predicano nella sinagoga, lo segue una moltitudine e incominciano a sorgere le invidie da parte dei giudei che ostacolano Paolo e Barnaba. Già qui incomincia, è la prima volta, Paolo a ventilare l'idea di rivolgersi ai pagani, di lasciar perdere la predicazione presso gli ebrei. Intanto la parola di Dio si diffonde, i giudei sobillano le donne pie, nobili e notabili della città, suscitando una persecuzione contro Paolo e Barnaba, tanto che li scacciano dal loro territorio. Allora si avviano ad un'altra città, a Iconio. Anche qui però, nonostante il proposito, entrano nella sinagoga e si convertono un gran numero di giudei e greci che diventano cristiani e credenti, accompagnano Paolo e Barnaba la loro parola con segni e prodigi, e i giudei che non credono anche qui suscitano i pagani contro Paolo e Barnaba. Ancora una volta sono costretti a fuggire nella regione vicina, predicano il Vangelo nelle città di Listra ed Erbe. Guariscono un paralitico, vengono ritenuti dei, da Antiochia e Iconio arrivano anche dalle città dove erano già passati gli stessi giudei che cercano di dissuadere la folla attirandola dalla loro parte. Paolo viene preso a sassate, trascinato fuori dalla città e viene creduto morto. Il giorno dopo predicano ad Erbe il Vangelo, avendo e destando numerose conversioni. Decidono di tornare indietro, e questa è una questione interessante. Ma come decidono di tornare indietro? Antiochia, che era la città dove avrebbero dovuto tornare, che è quella che li ha inviati, non è distantissima via terra, e invece rifanno il tragitto a ritroso, molto più lungo. Qual è la motivazione? Per poter rincontrare le persone precedentemente convertite, per irrobustirli nella fede, perché si vedono già che ci sono dei contrasti, e i contrasti sono da parte dei giudei, degli ebrei. Tornano indietro, ripassano dalle città precedentemente evangelizzate, esortano i fratelli a perseverare nelle persecuzioni che incominciano già da subito. In ogni comunità costituiscono alcuni anziani, tra virgolette. Anziani sono i presbiteri. Questa forma era mediata, recuperata proprio dalle comunità ebraiche, perché ogni comunità ebraica, ogni sinagoga, oltre ad avere il suo
il suo capo, il suo responsabile, c'erano gli anziani della comunità, che erano, anziano in greco è presbite, presbitero, da cui la parola prete. Costituivano degli anziani e quindi si capisce che ordinavano i primi sacerdoti. Tornano indietro, predicano di nuovo in tutte le città dove erano già stati e tornano finalmente ad Antiochia a raccontare, riuniscono tutta la comunità, raccontando loro le opere che il Signore lungo la strada per mezzo loro aveva fatto e come aveva aperto la porta della fede ai pagani. Perché Paolo, nonostante tutto, si rivolgono inizialmente, sia Paolo che Barnaba, si rivolgono inizialmente agli ebrei predicando nelle sinagoghe, ma questo provoca sempre delle reazioni, abbiamo visto, molto risentite da una parte. Certo, alcuni li prendono sul serio, aderiscono alla nuova fede, ma tra questi ci sono anche molti pagani. E lì, col loro ritorno, scoppia la grande questione, e cioè chi si convertiva dal paganesimo doveva aderire anche a tutte le pratiche ebree? Cioè doveva seguire tutta la legge mosaica con tutte le prescrizioni, a partire dalla circoncisione, poi i digiuni e poi le feste, eccetera, eccetera, eccetera? Su questa questione Paolo svolgerà un compito importante. Già prima della sua conversione era convinto che giudaismo e cristianesimo fossero due cose diverse, solo che a quel tempo da giudeo diceva il cristianesimo è un'eresia e la perseguitava. Quando si converte è proprio perché ha capito che è veramente una cosa nuova. E lui è profondamente convinto che quelli che seguono Gesù non avevano bisogno di seguire la legge mosaica. Su questo punto Paolo era pronto a opporsi a chiunque e lo farà effettivamente. Avrà una discussione fortissima con Pietro. L'episodio è riportato nella lettera ai Galati, ma in qualche modo c'è un accenno anche negli Atti degli Apostoli, quando accuserà Pietro di essere ipocrita, perché quando venivano i cristiani che venivano dal giudaismo e lui si adattava, e la prima forma era quella di evitare le persone, i cristiani che venivano dal mondo pagano. Capite che c'era una conseguenza immediata. Gli ebrei evitavano tutti gli altri. E anche quelli che si convertivano al cristianesimo, ecco che evitavano tutti gli altri. Paolo accusa Pietro dicendo: ma come? Quando sei con loro ti comporti in un modo, quando sei con me, con gli altri ti comporti in un altro, ma che gioco giochiamo? E negli Atti degli Apostoli la questione viene risolta con quell'episodio in cui Pietro ha un sogno e viene chiamato in una città pagana e nel sogno gli apparirà per 3 volte un lenzuolo con dentro un sacco di cibi, di vivande che sono proibite agli ebrei. Per 2 volte Pietro dice no signore, perché la voce dice mangia, e lui dirà no, non sia mai, e poi mangia perché tutto ciò che io ho creato è buono. Allora dirà Pietro e andrà poi a battezzare una persona pagana, motivando alle accuse dei giudei, ai cristiani di origine giudaica. Le accuse erano: ma come? E lui risponderà dicendo: ma io ho visto scendere lo Spirito Santo su di lui, come potevo io oppormi alla voce di Dio e allo Spirito Santo? E quindi io ho soltanto dato seguito al dato di fatto. Questa è la grande questione degli inizi. La grande questione degli inizi è se il cristianesimo è una setta ebraica, è una corrente all'interno dell'ebraismo, oppure sia una cosa nuova.
la questione verrà portata da Paolo e dai suoi collaboratori direttamente agli apostoli, e quindi andrà a Gerusalemme. Siamo nel 49, appena tornato dal primo viaggio, va direttamente a Gerusalemme in compagnia di Barnaba per dirimere la questione. Lì presero parte gli apostoli e i presbiteri della comunità di Gerusalemme, questa assemblea presieduta da Pietro, e la decisione finale sarà che non si era obbligati ad aderire alle pratiche ebraiche. L'assemblea di Gerusalemme chiederà soltanto ai cristiani provenienti dal paganesimo di astenersi dalle vecchie pratiche pagane, quelle legate alle loro vecchie religioni. Adesso il cristianesimo aveva via libera per rivolgersi a tutti, senza le restrizioni del giudaismo dal quale era nato. Questo è un passaggio importantissimo. E così Paolo e Sila, questa volta non è accompagnato da Barnaba ma da altri, tra questi il suo compagno Sila, inizierà un viaggio che durerà 3 anni. La sua intenzione era quella di rivedere le comunità che aveva già visitato o fondate durante il primo viaggio per vedere come stavano andando le cose, per rilanciarli. Barnaba voleva prendere con sé Marco, Paolo non lo voleva, e allora per questo motivo si separano e Paolo prenderà con sé Sila. Si avviano verso le città, i paesi precedentemente evangelizzati attraverso la Siria e la Cilicia, e fondava anche nuove comunità dove arrivava. Era già stato ad Erbe e lì, e che cosa faceva? Trasmettevano la lettera che al concilio, all'assemblea di Gerusalemme era stata scritta per i cristiani che provenivano dal paganesimo. In uno di questi paesi, a Listra, che aveva già incontrato nel primo viaggio, incontra un discepolo, un cristiano, figlio di un ebreo da una parte e da una donna cristiana che veniva dal paganesimo, un discepolo che diventerà per lui carissimo, Timoteo, che poi lo accompagnerà anche nei viaggi. In Galazia cambia i programmi dirigendosi verso la costa. Lui voleva limitarsi a incontrare le comunità precedentemente incontrate e invece ha un'ispirazione e va invece verso la costa, in una città che era vicino a Troade, vicino alla vecchia antica Troia. Attraversano la Frigia, la Galazia, giungono a Troade sulla costa. Nella notte ha una visione di un macedone che gli dice: vieni da noi. E Paolo e i compagni, e qui c'è anche il caro medico Luca, a un certo punto del viaggio si aggiunge, non sappiamo proveniente da dove, comunque si aggrega anche Luca, l'evangelista Luca. Non lo chiamerà mai per nome Paolo, non compare mai nelle sue lettere, lo chiamerà sempre il medico, il caro medico. Negli Atti degli Apostoli, che sono scritti da Luca, si capisce quando Luca è presente e quando no, perché cambia i verbi. Salpammo, arrivammo, incontrammo, entrammo, oppure entrarono, andarono, incontrarono. Nella lettura solitamente non si coglie questo particolare, ma all'improvviso cambia la persona, passa
dalla prima persona plurale alla terza, e si capisce che appunto Luca è presente, è testimone diretto, oppure riferisce di quanto gli hanno raccontato gli altri. Iniziano la missione nel continente europeo, drammatica missione in Macedonia. Attraversano il mare Egeo a Filippi, giungono a Filippi alcuni giorni e si rivolgono anche qui al sabato alla sinagoga e vengono arrestati per aver guarito una indemoniata e vengono accusati di propaganda di usanze illecite per i romani, ma poi vengono liberati perché cittadini romani, ma gli Atti degli Apostoli in qualche modo infioretta questa liberazione rendendola miracolosa, che effettivamente aveva del miracoloso. Comunque si converte, vi ricordate l'episodio in cui si converte il carceriere, perché in modo miracoloso cadono le catene, escono dalla carcere, dalla prigione, arriva, c'è stato un colpo di terremoto, arriva il carceriere, non li vede presenti nella cella, si sta per uccidersi, ma viene fermato da Paolo e poi si convertirà lui e anche la sua famiglia. Usciti di prigione vanno a casa di Lidia e esortarono i fratelli e poi partirono. Nella città di Tessalonica Paolo predica nella sinagoga per 3 sabati. E che cosa predica? Che il Cristo, il Messia, è quel Gesù che io vi annuncio, dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. Usava le categorie che gli ebrei potevano capire, quindi utilizzava tutto l'Antico Testamento per dire: guardate che colui di cui il Vecchio Testamento parla è proprio Gesù, ed è Gesù che viene preannunciata anche la sua resurrezione. Riesce ad ottenere la conversione tra giudei, greci e donne notabili. Altri giudei ingelositi invece creano subbuglio in città, trascinano i fratelli in tribunale usando questo argomento, che vanno annunciando come re Gesù, andando contro le leggi romane che affermano che il re invece è un altro, l'imperatore. Vengono rilasciati, Paolo e Sila scappano di notte e vanno nella città vicina a Berea, nella sinagoga. Molti si convertirono, ancora donne, nobili, greche e molti uomini. Paolo però viene imbarcato di nascosto per Atene, mentre Sila e Timoteo restano lì. Ad Atene, mentre attende l'arrivo di Sila e Timoteo, predica agli ateniesi nell'Aeropago e lì lo deridono, lo ascoltano volentieri, ma poi quando dice Cristo, vengo ad annunciarvi che Cristo è risorto, su questo ti ascolteremo un'altra volta. E da Atene scrive la prima lettera ai Tessalonicesi. Era appena stato a Tessalonica, era appena passato, e si preoccupa perché ha visto che le sommosse da parte dei giudei in città e nelle città vicine mettono a dura prova i cristiani. Qui questa è la lettera più antica, o meglio possiamo dire così, certo è la prima lettera che Paolo scrive, di cui abbiamo la documentazione, ed è anche lo scritto più antico di tutto il Nuovo Testamento. Sì, perché i Vangeli hanno incominciato a formarsi prima su raccolte di miracoli, su raccolte di detti, ma di questi primi scritti
Noi non ne possediamo neanche uno, sono andati tutti perduti. Noi sappiamo che i Vangeli pescano su queste prime raccolte, ma la forma finale dei Vangeli è successiva alla prima lettera ai Tessalonicesi. Quindi questa è lo scritto di tutto il Nuovo Testamento, così come ce l'abbiamo noi, il più antico, il primo che viene scritto. Li esorta a resistere nella persecuzione, anzi a un certo punto li esorta anche su una cosa che ci sembra un po' particolare: chi non vuol lavorare neppure mangi. Vi ricordate? Che senso ha questa affermazione? Perché i primi cristiani, le comunità più antiche, erano convinte che Gesù, la seconda venuta di Gesù, che avrebbe dovuto tornare, sarebbe tornato da lì a poco. E poi questa seconda venuta di Gesù incomincia a tardare, i primi discepoli apostoli cominciano a morire, martiri, e allora si dice: ma come mai ritarda? Ecco, c'è tutta la questione teologica del ritardo della seconda venuta. E nelle prime comunità cristiane, aspettando la venuta di Gesù prossima, e c'era chi non lavorava più, non si preoccupava di curarsi, non faceva più niente, perché dice: ormai il tempo è vicino e quindi, e invece Paolo dice gli esorta invece ad essere creativi, operativi, a vivere. Arrivano Sila e Timoteo ad Atene e insieme vanno a Corinto. Lungo queste città della Grecia che abbiamo visto, non mi sono attardato, però in tutte c'era l'ostilità dei giudei, degli ebrei, che ponevano bastoni fra le ruote e che cercavano di sobillare contro Paolo, Sila e compagni, e Timoteo, che vedete che aveva già incominciato ad accompagnarli, e Luca, li sobillavano contro la popolazione. A Corinto sono ospiti di due cristiani, marito e moglie, Aquila e Priscilla, che venivano da Roma ed erano stati cacciati dall'imperatore Claudio nell'anno 50, e questo è un dato molto importante perché Claudio allontanò dalla città di Roma tutti gli ebrei perché rivoluzionari, ribelli, come presenza pericolosa, e ha beccato dentro anche i cristiani, facendo di tutto ebrei e cristiani lo stesso mucchio, e ha cacciato via tutti. Aquila e Priscilla arrivano a Corinto e ospitano i nostri amici missionari, li ospitano a casa loro e ci danno un'informazione importante: che già nell'anno 50 a Roma è presente una comunità cristiana, fondata da chi? Non si sa onestamente, siccome la comunità cristiana la tradizione dice che è stata fondata da Pietro, perché allora si insiste perché Pietro debba essere stato a Roma prima dell'anno 50, in realtà è molto improbabile. Evidentemente qualche cristiano a noi ignoto è giunto fino a Roma e lì sono attecchite già i primi semi di evangelizzazione. Anche a Corinto trovano una accoglienza inaspettata da parte della popolazione. Anche qui ogni sabato si frequentano la sinagoga, trovano un'accoglienza insperata e vi rimangono 1 anno e mezzo. A Corinto Paolo e compagni restano 18 mesi. Da Corinto
scrive la seconda lettera ai Tessalonicesi per consolare i cristiani appena convertiti. Pensate quanto era preoccupato della sorte delle comunità e dei cristiani che aveva visitato da poco. Scrive da Corinto anche la lettera ai Galati. La Galazia è la regione centrale di quella che noi chiamiamo Asia Minore o Turchia, ed erano tutte le città che abbiamo visto precedentemente: Antiochia, Iconio, Listra, Derbe. E anche lui scrive a queste comunità. Siamo nel 54 d.C., lì però il problema è diverso. Il problema è, in quella chiesa si insisteva che i cristiani dovevano mantenere anche le leggi ebraiche. Continuava questa insistenza, e allora tutta la lettera ai Galati è la più, insiste proprio su questa questione, che da Mosè è venuta la legge, ma da Cristo è venuta la libertà, e quindi gioca proprio su questa dicotomia tra l'essere ebrei e tutto ciò a cui si sarebbe tenuti, e poi insiste dicendo: e ora volete passare da un Vangelo ad un altro? Io vi ho predicato il Vangelo di Cristo e volete passare ad un altro Vangelo? Ed è anche la lettera più veemente, più vivace, molto dove Paolo insiste fortissimamente nei confronti di questi Galati. 1 anno e mezzo a Corinto, si imbarcherà insieme ad Aquila e Priscilla. Questa nella sua lettera scritta nelle sue lettere scritte da Corinto ci dà un'informazione importantissima per la datazione delle lettere, ma anche degli Atti degli Apostoli. Ci dice che è proconsole Gallione, che effettivamente era proconsole lì in Acaia negli anni 50-51. Prima di tornare in Palestina fa tappa al porto di Efeso, stabilisce contatti con gli ebrei di quella città, promettendo di tornare presto. Lì si separa da Aquila e Priscilla, ancora va a predicare di sabato nella sinagoga, a discutere, gli chiedono di restare, ma lui risponde di no, che comunque sarebbe tornato dopo non molto tempo. Tornerò presto, dice loro, e effettivamente così farà. A Gerusalemme va a salutare la chiesa e quindi a incontrare le colonne della chiesa, che erano Pietro, Giacomo e Giovanni. Giacomo non è il fratello di Giovanni, ma Giacomo il fratello di Gesù, il cosiddetto fratello di Gesù, che era il capo, il responsabile della comunità di Gerusalemme. Ritorna ad Antiochia, che era la sua base di partenza, e si avvia per il terzo viaggio, che durerà 5 anni, dal 53 al 58. Mantiene la promessa di tornare a Efeso e dopo un breve soggiorno nella chiesa di Antiochia parte di nuovo per la Galazia, la Frigia. La sua meta principale era Efeso. Ecco qui l'itinerario: parte da Antiochia e ripassa per alcune delle città incontrate, passa anche dalla sua città, che è Tarso, ripassa per le diverse città e poi arriva a Efeso, grandissima, importante città sulla costa, e da lì scrive la prima lettera ai Corinti, perché gli è giunta notizia di alcune cose che stanno accadendo, di alcune divisioni che stanno avvenendo nella comunità di Corinto, e inizia con una serie di rimproveri su varie questioni che gli erano state riferite a proposito dei cristiani di Corinto. Erano sorte delle fazioni all'interno della comunità, alcune azioni illegali si denunciavano tra loro
presso l'autorità civile, diciamo come, si va dagli avvocati e senza mettersi d'accordo tra voi. C'era anche un caso di incesto e membri della Chiesa che frequentavano ancora il tempio di Afrodite, e poi altre questioni secondarie sul matrimonio, le relazioni con amici non cristiane, l'ordine ecclesiastico, sulla resurrezione. Le conseguenze di questa lettera che lui scrive ai Corinti sono pesanti nei suoi confronti. I Corinti si sono offesi, sono così indignati che lo respingono, e Paolo ci rimane malissimo, tant'è vero che si preoccupa, scrive probabilmente un'altra lettera come per chiarire le cose. Di questa seconda lettera non ce l'abbiamo, non è in nostro possesso, ma si capisce da alcuni riferimenti, perché nella seconda, quella che per noi è la seconda lettera ai Corinzi, fa riferimento ad un'altra lettera e dice che cosa ha scritto, e noi quel contenuto nella prima lettera ai Corinti non c'è, quindi si intuisce che doveva averne scritto anche un'altra che non è giunta fino a noi. La seconda lettera però peggiora soltanto le cose. Allora decide appunto di avviarsi personalmente verso Corinto, però rischia di essere non accolto, di essere preso malissimo, e allora manda in avanscoperta l'amico Tito per ricomporre la situazione, ed era così in ansia che salpa per la Macedonia per incontrare Tito di ritorno da Corinto. Tito ebbe successo e quindi Paolo scrive la seconda lettera ai Corinti nel 57 per preparare il suo arrivo, una lettera molto diversa dalla prima, racconta molto di sé, sulla sua esperienza di predicazione del cristianesimo, descrive il suo impegno verso Gesù Cristo, e quando dice avete aperto il vostro cuore, e lì si presenta e dice: e io non sono l'ultimo arrivato, e il Signore mi perdoni e fa appello alle visioni, all'apparizione che gli è stata, che ha avuto dal Signore, eccetera, 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 come per fondare il suo Vangelo, per fondare la sua persona, come per giustificarsi che non è di per sé l'ultimo arrivato, certo usando termini e toni molto, molto umili e molto rasoterra, per non destare ulteriori problemi coi Corinti. Passò 3 mesi a Corinto per esporre in modo più sistematico il suo credo. Da qui scrisse la lettera ai Romani. Siamo nel 58, come abbiamo visto esisteva già una comunità cristiana a Roma. Si presenta nella lettera alla comunità di Roma, espone la sua concezione della fede cristiana, perché intendeva andare a Roma e far lì la base della sua prossima fase missionaria. E dunque, con almeno 6 compagni, torna verso Gerusalemme. Quindi fa tutto a ritroso, ripassa per le città della Macedonia, rincontrando le comunità che sono nate. Tornerà ad Efeso. Al porto di Mileto c'è il saluto commoventissimo riportato negli Atti degli Apostoli. La comunità a Mileto, al porto, c'è tutta la città e la comunità di Efeso che gli va incontro in lacrime, perché presagiscono che non si vedranno più, e anche le parole che Paolo pronuncia lasciavano presagire questo. Arriva a Gerusalemme nel 58 e trova una città in subbuglio, in fermento, ed è da lì a 2 anni, a pochi anni, scoppierà la rivoluzione a Gerusalemme e in tutta la Palestina, cacciando via i romani. Si sparge la voce che Paolo ha profanato il Tempio,
si raduna una folla per linciarlo, la guardia romana pone fine al tumulto arrestando Paolo e lo custodiscono perché c'era il timore che venisse assassinato, e allora lo mandano, non lo tengono nella fortezza a Gerusalemme, ma nella città portuale di Cesarea, che era il centro amministrativo romano in Palestina. Ecco, lì era Cesarea. Compare davanti a Felice, il procuratore della Palestina, la cui durezza verso gli ebrei fu una delle cause principali della ribellione che da lì a poco sarebbe avvenuta, e lo dimentica per 2 anni nelle prigioni Felice. Quando arriva, viene sostituito dal procuratore successivo, Festo, gli viene data notizia che c'è lì uno che è in prigione da 2 anni, e allora Festo lo convoca e Paolo approfitta di appellarsi al giudizio dell'imperatore, in quanto lui cittadino romano e ne aveva il diritto. E qui il viaggio di Paolo verso Roma, sotto la scorta di un centurione e di un distaccamento di soldati romani. Il viaggio da Cesarea a Roma durò quasi 1 anno. Questo l'itinerario, in realtà dovete seguire, qui c'è anche il terzo viaggio mescolato insieme al quarto, e quindi parte da Cesarea, faranno tappa al porto di Sidone, poi circumnavigheranno l'isola di Cipro, faranno altra tappa nell'Asia minore, e poi ad Efeso, a Mileto scusate, e poi via via a Creta. Li sverneranno e ripartendo faranno naufragio. Ecco qui lo zigzag, faranno naufragio, e Paolo dirà di essere stato in balia delle onde del mare per 3 giorni e 3 notti, e andrà a Malta, arriverà a Malta e poi farà tappa a Siracusa, Pozzuoli, dove si fermerà alcuni giorni, 3 settimane, e giungerà a Roma nel 61. Lo Stato romano in generale era piuttosto tollerante verso il culto esercitato dagli altri popoli, non sosteneva con grande vigore il culto delle divinità pagane, e quindi non aveva nulla di ostile nei confronti del cristianesimo, almeno fino a un certo momento. E così anche Paolo, pur arrestato, era libero di essere visitato e poteva diffondere la fede. Conosceva già molti cristiani della comunità, lo sappiamo perché nella lettera ai Romani che lui ha scritto da Corinto dice: ma salutatemi questo, salutatemi quell'altro, salutatemi quell'altro ancora. Incontrerà anche i principali esponenti della comunità ebraica, trascorre 2 anni in una casa presa in affitto. Intanto la persecuzione degli ebrei in Palestina continua. Nel 62 sarà la data dell'uccisione dell'apostolo Giacomo il Minore, che era il capo della comunità di Gerusalemme. Paolo, dopo 2 anni, fu liberato, siamo nel 63, torna in Macedonia, in Asia Minore, a Creta, dove i suoi vecchi compagni, Timoteo e Tito, guidavano ora le rispettive comunità. Timoteo guida la comunità in Asia Minore, di Efeso, e Tito guida la comunità di Creta. Probabilmente riuscì anche ad andare in Spagna Paolo, un suo vecchio progetto di andare nelle parti occidentali dell'impero per evangelizzare in missione anche da quelle parti. Perché gli Atti degli Apostoli, questo lo si evince da alcune frasi contenute nelle sue lettere, perché gli Atti degli Apostoli, che raccontano per filo e per segno i viaggi di Paolo, non parlano di questo probabile
viaggio di Paolo in Spagna, perché lo scopo dell'evangelista Luca organizza sia il Vangelo che gli Atti degli Apostoli come un lungo e unico viaggio. E il viaggio è da Betlemme, da Nazareth a Gerusalemme, e quindi dalla periferia al centro del popolo ebraico. Gesù è la realizzazione, il compimento delle promesse ebraiche nel centro dell'ebraismo, a Gerusalemme. Ma poi il disegno degli Atti degli Apostoli è sempre un viaggio che dalla periferia dell'impero, se prima era dalla periferia del mondo ebraico al centro, al cuore del mondo ebraico, ora è dalla periferia dell'impero, perché il centro del mondo ebraico è comunque periferia dell'impero romano, fino al cuore, al centro dell'impero romano, e quindi per l'apertura a tutte le genti, perché Roma era la sintesi, la visibilizzazione, la realizzazione della convivenza, della presenza di tutto il mondo allora conosciuto. E iniziano le persecuzioni anche a Roma. L'occasione è, siamo sotto l'impero di Nerone, che è imperatore a Roma dal 54 al 68, una serie di disastri naturali e militari, sia in Italia che nel resto dell'impero, faceva sì che la popolazione e l'esercito sospettasse che Nerone fosse caduto in disgrazia presso gli dei. Si scatena anche l'incendio a Roma nell'anno 64, da solo o provocato da Nerone non si sa. Fatto sta che ha bisogno di un capro espiatorio e incolpa i cristiani che erano già odiati dal popolo perché non partecipavano alle feste del popolo romano, avevano degli usi strani, si ritrovavano privatamente nelle case a celebrare la messa nel giorno del sole, cioè nel giorno del sole che poi diventerà la domenica, e quindi non erano molto stimati dalla popolazione romana. Iniziò una serie di esecuzioni effettuate nei giardini imperiali, crocifissioni, caccia di belve, torce viventi, rappresentazione cruenta di scene mitologiche, eccetera. La persecuzione era limitata a Roma durante il governo di Nerone, però durò intanto fino alla sua morte, ma creò un precedente e quindi un modello. Le vittime furono molte, fra queste anche Pietro, lo stesso Pietro e Paolo. Pietro fu crocifisso nel 64 ai piedi del Colle Vaticano nel circo di Nerone. Questa, lo vedete verde? Questo sì. Questa è la zona archeologica sotto. Allora, questa è Piazza San Pietro, la riconoscete il colonnato, questo colonnato a forma di ellisse, poi le due braccia del colonnato e poi la basilica di San Pietro. Sotto la sacrestia della basilica di San Pietro corre il vecchio circo neroniano di Nerone, dove fu ucciso Pietro. E Pietro, una volta ucciso sul circo di Nerone, venne sepolto in un cimitero che era attiguo, vicino al circo di Nerone. E quel cimitero era già in uso e sarà usato per altri 3 secoli, fino a quando verrà costruita la vecchia basilica di San Pietro, questa qui
non so se la intravedete, un segno un po' più marcato, la vecchia basilica di San Pietro, costruita dall'imperatore Costantino, proprio sopra la tomba, la vecchia tomba di Pietro. Questa è la vecchia tomba, la prima tomba di Pietro, una edicola, e la tomba era qui sotto. Com'è possibile che noi ricostruiamo questa edicola con la tomba? Perché in realtà il cimitero sotto la basilica, la vecchia basilica di San Pietro, per metà esiste ancora, è stato tutto sepolto ed è rimasto così come era nel III secolo. Viene scritta nel 64 la prima lettera di Pietro, rivolta ai cristiani non ebrei dell'Asia Minore, Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia, Bitinia, sottolinea l'importanza del battesimo che garantisce di essere salvati da Gesù Cristo, di aver ricevuto lo Spirito Santo, così ad essi non può essere fatto alcun male neanche tramite la sofferenza. Si capisce che la necessità di confortare e consolidare le comunità, perché siamo in tempo di persecuzione a Roma da parte di Nerone, ma altrove da parte dei giudei. Queste le comunità a cui Pietro scrive da Roma. Paolo intanto era giunto nuovamente a Roma dopo il grande incendio per una prigionia più severa e per trovarvi la morte. Da Roma scriverà 4 lettere, in realtà non siamo sicuri che le abbia scritte proprio da Roma, perché parla della prigionia, ma lui non è stato prigioniero soltanto a Roma, anche in altre circostanze, e quindi è difficile stabilire da dove scrive la lettera a Filemone, ai Filippesi. Ecco, il suo contenuto suggerisce che l'abbia scritta prima del suo arrivo a Roma, nel 61, poi scrive ai Colossesi, agli Efesini. Agli Efesini tratta di un movimento filosofico e religioso che stava attirando i cristiani e Paolo insiste: solo Gesù può donare la vera salvezza. Le 3 lettere di Paolo a Timoteo e a Tito, che sono scritte tra il 65 e il 67, sono dette pastorali perché si rivolgono individualmente ai capi di chiese locali, ai suoi amici che nel frattempo sono diventati vescovi ad Efeso e a Creta, per aiutarli, dando loro consigli sull'organizzazione della comunità e la liturgia. Queste lettere, da questo punto di vista qui, sono preziosissime perché ci danno importanti indicazioni sulla organizzazione e sulla liturgia nelle primissime comunità cristiane. Paolo fu decapitato fuori dalle mura meridionali della città, come conveniva un cittadino romano. Le guerre giudaiche, gli ebrei, eccoli, nel 66 gli ebrei cacciano i romani dalla Giudea. Vespasiano, capo dell'esercito, riconquista tutta la Siria e la Galilea, solo le fortezze di Gerusalemme e Masada resistono, e in questo periodo che la comunità monastica di Qumran, non so se sapete di che cosa stiamo parlando, comunità monastica ebraica che nasconde la sua biblioteca in grotte nascoste, sono state ritrovate nell'anno 1947 casualmente, e lì ci sono contenuti anche i testi dell'Antico Testamento così come venivano letti nel 60 d.C., una scoperta anche per la Sacra Scrittura importantissima, che ha dato avvio a tutte le nuove traduzioni che dagli anni 60 in poi si sono moltiplicate. Tito cominciò l'assedio di Gerusalemme nel 70, a settembre distrugge il Tempio e la città, gli ebrei uccisi o venduti come schiavi, le ultime fortezze, Erodium, Macheronte e Masada, caddero tra il 70 e il 73. Questo segnò la fine della guerra e la diaspora degli ebrei in tutto il mondo.
Durante le guerre giudaiche i cristiani di Gerusalemme sono fuggiti dalla città prima che fosse accerchiata dai romani e si erano rifugiati in una cittadina nella valle del Giordano, Pella. Questo fatto, cioè che i cristiani anche loro sono fuggiti da Gerusalemme, i cristiani di Gerusalemme non potevano più essere un centro di autorità e stabilità per la Chiesa primitiva, perché il numero maggiore dei cristiani era nelle altre parti dell'impero e quindi la comunità cristiana di Gerusalemme perde totalmente di importanza, anzi di fatto non esiste più. Anche gli altri apostoli lasciano la Palestina. La tradizione, la leggenda parla di Tommaso in India, Marco a Roma e ad Alessandria d'Egitto, Giovanni ad Efeso, Giacomo a Santiago di Compostela. No, sapete che c'era una lotta anche con il nostro San Giacomo qui durante il Medioevo, si contendevano tra Santiago di Compostela e questo San Giacomo quale fosse il luogo dove era custodito il corpo di San Giacomo. Alla fine il Papa decise che era a Santiago, ma anche lì dal punto di vista storico è piuttosto improbabile. 3 lettere del Nuovo Testamento, la seconda lettera di Pietro, la lettera di Giuda e la lettera di Giacomo, che sono difficili da datare, però si comprendono meglio se riferite al periodo che segue la distruzione di Gerusalemme, cioè dopo il 70. E allora la seconda lettera di Pietro, che è scritta dopo la morte di Pietro, cioè certamente non è scritta da lui, ma da qualcuno che la scrive come a suo nome, per mostrare come Pietro avrebbe guidato i cristiani nella nuova situazione, cioè con Gerusalemme e la Palestina, il cristianesimo che non è più legato anche geograficamente alla nazione ebraica. I Vangeli. Il Vangelo di Marco, nella forma attuale, è datato 63-68, nella forma attuale, perché in realtà si capisce che l'originale è scritto addirittura in un'altra lingua, in aramaico. È il più antico, scritto per i cristiani di origine non ebraica che erano perseguitati. Lo capiamo perché? Perché Marco, tutte le volte che presenta dei riti, delle usanze ebraiche, li spiega e li traduce. Ovviamente per chi? Per chi ebreo non è. Perseguitati, un'antica tradizione cristiana collega il Vangelo di Marco all'insegnamento di Pietro a Roma. C'è un particolare interessantissimo che ve lo do anche col beneficio di inventario, ma tra i testi ritrovati a Qumran, soprattutto l'Antico Testamento, ma c'era un'anfora con 2 consonanti segnate sopra che fa riferimento a Roma, e dentro a quest'anfora ci sono papiri, rotoli che si riferiscono alla letteratura romana classica, e lì dentro è stato trovato anche un pezzettino, un frammento di papiro decifrato, è un passo del Vangelo di Marco. Non è a caso che sia dentro l'anfora con la denominazione Roma, quindi questo confermerebbe la tradizione. Matteo e Luca hanno preso senz'altro spunto da Marco quando redigono il loro Vangelo, però circa 10 anni più tardi. La lettera agli ebrei è dell'anno circa 67, è una lettera scritta ai cristiani di origine ebraica per in qualche modo convincerli ancora di più che Cristo è veramente il vero sommo sacerdote e quello corrisponde al Messia atteso. Evidentemente gli ebrei, anche quelli che ormai erano cristiani, continuavano ad avere problemi e dubbi a questo proposito. Matteo, il Vangelo di Matteo
scritto per i cristiani di origine ebraica questa volta, e lo si capisce perché usa argomenti che potevano capire solo gli ebrei. Evidentemente Matteo ha anche un modo di parlare, di trattare gli argomenti tipici di un rabbino. Semplicemente anche la genealogia di Gesù, la lunghissima genealogia, per Matteo la fa partire da Abramo, quindi legando Gesù ad Abramo, mentre Luca, quando parlerà della sua genealogia, legherà ad Adamo, e quindi Gesù realizza le promesse rivolte a tutta l'umanità, perché Adamo è il progenitore non solo del popolo ebraico, ma di tutta l'umanità. E si capisce da qui la prospettiva diversa. Matteo scrive per gli ebrei, anche Luca invece per gli ellenisti. Tutto il Vangelo di Marco, impregnato del pensiero rabbinico ebraico, presenta Gesù in modo tale che i cristiani di origine ebraica potessero discutere con gli ebrei ortodossi durante gli anni terribili seguiti alla guerra giudaica contro i Romani. E Luca prende anche lui materiale di Marco, ampliandolo, risistemandolo per un pubblico diverso da quello di Matteo. Lo stretto legame con Paolo, e specialmente con l'Asia Minore, aiuta a comprendere le caratteristiche del Vangelo. Cristo presentato come il Salvatore inviato da Dio a tutta l'umanità. Ecco, il riferimento che ho fatto alla genealogia lo esemplifica. Mette in mostra del cristianesimo gli aspetti che più avrebbero colpito i cristiani provenienti dal mondo greco, raggiunti da Paolo durante i suoi viaggi missionari. Organizza le sue 2 opere, quindi anche gli Atti degli Apostoli, intorno a una serie di viaggi di Gesù, ve l'ho già detto, e quindi inutile che io ripeta, sotto gli imperatori che succedono a Nerone, Vespasiano e il suo figlio Tito, i cristiani vissero di nuovo in pace. Vespasiano, ricordiamo, inizia la costruzione del Colosseo, che infatti prende il nome di Teatro Vespasiano, e il figlio Tito lo conclude, sale al trono proprio l'anno dell'eruzione del Vesuvio, termina la costruzione del Colosseo. Invece il fratello di Tito, fratellastro, Domiziano, che è in carica 15 anni, sanguinario, accentua esageratamente il culto dell'imperatore, grandi persecuzioni dei cristiani. A questo periodo risalgono i martiri ricordati nell'Apocalisse. In questa epoca l'Apostolo Giovanni viene esiliato a Patmos, e il Vangelo di Giovanni, che viene scritto negli anni 90-95, gli storici lo collegano, sia il Vangelo che le sue lettere, all'ambiente dell'Asia Minore. La città più importante era Efeso, e probabilmente si rivolge agli abitanti, ai fedeli cristiani di quelle zone, perché erano attratti da alcuni movimenti religiosi che stavano sorgendo da quelle parti, e presenta l'ambiente ebraico in modo da interessare i cristiani attratti da quelle religioni che offrivano una conoscenza misterica delle potenze che controllano l'universo. Le lettere, la prima lettera ripropone lo stesso tema del Vangelo, ma sottolinea la bontà di Gesù e il suo potere nei confronti del male. Le altre 2 lettere esortano ad amarsi vicendevolmente e a diffidare dei falsi profeti. L'Apocalisse, l'ultimo libro, viene coniato nel 95, scritta da Giovanni a Patmos, che è quest'isola qua, per le 7 chiese dell'Asia: Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Smirne, Efeso e Laodicea. Patmos era una prigione romana e le 7 chiese si trovano tutte nel raggio di 160 km attorno ad Efeso. Il fatto che Patmos fosse un carcere è un'utile indicazione per gli scopi del libro. La situazione dell'Apocalisse è
è volutamente descritta in termini complicati, misteriosi, oscuri. La comunità perseguitata avrebbe riconosciuto i riferimenti di che cosa parlava, ma se il libro fosse caduto in mani romane non avrebbe potuto accusare Giovanni e i lettori di tradimento, e quindi in termini oscuri si parla di che cosa? Di Roma, Babilonia. Le 7 teste della bestia sono i suoi 7 colli, la città dei 7 colli, e le 10 corna sono i 10 sovrani dell'impero romano che perseguitavano i cristiani. L'insegnamento è chiaro: qualunque forza sembri governare il mondo, Dio non può venire sconfitto, è più forte. La Gerusalemme celeste è la capitale del nuovo mondo e tutti i cristiani fedeli ne saranno gli abitanti. Anche la potenza di Roma, che in quel tempo è vicino al culmine, alla sua massima espansione, anche Roma, la potenza di Roma non può impedirlo, nonostante la persecuzione, nonostante i martiri. La pace torna sotto l'imperatore successivo, Nerva. Nel 98 viene datata la morte di San Giovanni, l'ultimo apostolo, l'unico morto di morte naturale. E queste sono le rovine della basilica ad Efeso, della basilica costruita sulla tomba di San Giovanni ad Efeso, la vecchia basilica di Giustiniano. Io con questo avrei finito.